Buonasera a tutti. Eccellenza, la ringraziamo per la sua presenza. Oggi per la nostra comunità questo evento religioso rappresenta sicuramente un punto d'inizio perché dopo tanti anni qui a Cabras ospitiamo le nostre confraternite, quindi benvenuto e un benvenuto sicuramente caloroso da parte di tutta l'amministrazione alle confraternite che arrivano da fuori. Siamo sicuramente felici di questo evento perché il periodo difficile che non solo la comunità cabralese ma tutte le comunità della nostra nazione, ma anche a livello globale, è sicuramente difficile. È un periodo difficile e quindi eventi di questo genere, eventi dove ci si riunisce, si parla dei valori della famiglia, si parla dei valori della Chiesa, sono senz'altro importanti e fondamentali. E quindi noi non possiamo che ringraziare tutti quanti voi, tutte le persone che sono presenti qui, per l'affetto che naturalmente abbiamo e cercheremo di dimostrare a Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignor Sanna. È un affetto che naturalmente anche per quanto riguarda me come primo cittadino, ma anche per tutta l'amministrazione comunale, vorremmo dare e dimostrare a tutte le confraternite. L'evento è sicuramente grande, quindi vorrei anche approfittarne giustamente per non solo ringraziare tutte le confraternite che non sono della nostra comunità, naturalmente della comunità cabralese, e quindi vorrei approfittare per ringraziarle tutte, la confraternita del Rosario, la confraternita del Sacro Cuore, la confraternita dello Spirito Santo, le due confraternite di Solanas, quindi quella dello Spirito Santo e quella del Rosario. Grazie sicuramente da parte mia, ma grazie da parte di tutta la comunità di Cabras per il grande lavoro che voi avete fatto affinché questo evento importante, questo evento religioso, questo evento sociale si sia comunque realizzato nel migliore dei modi. Abbiamo lavorato tutti quanti, ritengo che l'accoglienza che è stata fatta oggi a tutte le confraternite sia sicuramente positiva, quindi speriamo di aver fatto bene e qualora qualcosa sia andata non nel migliore dei modi ce ne scusiamo, ma riteniamo che il lavoro dell'amministrazione, il lavoro di tutte le confraternite sia stato esemplare. E naturalmente un ringraziamento a Don Bruno, un ringraziamento a Don Giulio, un ringraziamento a Don Ignazio per l'impegno e per la collaborazione che hanno svolto con tutte le confraternite. Voi sicuramente svolgete un ruolo importante nella comunità di Cabras e naturalmente svolgete voi confraternite che non siete del nostro comune nelle vostre comunità. Io quindi posso sicuramente ringraziarvi. Tra l'altro sottolineo che momenti del genere devono farci pensare a tante disgrazie che purtroppo accadono nel mondo. Conosciamo benissimo gli ultimi vicende dell'Abruzzo, ma ce ne sono tante altre. Tra l'altro come comunità di Cabras siamo stati molto solidali nei confronti dell'Abruzzo e quindi anche per questo vi ringrazio. È sicuramente quindi un momento importante del quale noi dobbiamo approfittare per ricordare le disgrazie, perché naturalmente quando non ci tocca direttamente parecchie volte ci dimentichiamo e invece penso che eventi del genere, ma soprattutto anche nella nostra vita quotidiana, dobbiamo sempre ricordarci che quando siamo sani e quando accettiamo ogni giorno dobbiamo veramente ringraziare il nostro Signore. Quindi il saluto e il ringraziamento che devo farvi da parte della comunità è un ringraziamento caloroso e ancora grazie per tutto quello che avete fatto.